Lui è morto, là così, vedo là dove c'è la striscia bianca là. Travolto mentre attraversava la strada dopo essere uscito da una pizzeria dove aveva cenato con un amico. L'incidente è accaduto ieri sera poco dopo le 21 a San Giacomo di Veglia, lungo la statale Alemagna all'altezza dell'incrocio con via Caldelivera. A perdere la vita Mauro Bena, pensionato di 66 anni, residente a Vittorio Veneto. Ad investirlo una Fiat Punto condotta da un 21enne di Vittorio Veneto, subito fermatosi per lanciare l'allarme e prestare i primi soccorsi e successivamente risultato negativo all'alcol test. L'incrocio dove si è verificato l'incidente è regolato da semaforo sia per i veicoli che per i pedoni. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'auto in accelerata sarebbe passata nel momento in cui dall'arancione stava per scattare il rosso. Lo stesso parebbe aver fatto il pensionato iniziando ad attraversare un attimo prima che scattasse il verde. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al 66enne. I sanitari del SUEM non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per i residenti l'incrocio è notoriamente pericoloso. Nell'arco di decenni in questo luogo sono già morte 3 persone. In questo incrocio io ho perso una zia. Per il sindaco Antonio Miatto l'incrocio sarà sottoposto a ulteriori controlli da parte della Polizia Municipale per verificare che la sicurezza di pedoni e automobilisti non sia a rischio. Il dolore in questo momento ci prende e ci induce a continuare in questa opera di analisi e di interventi, però mi sento di rammentare a tutti di stare anche tanto attenti, perché indipendentemente dalle strisce pedonali la disattenzione e l'eccesso di velocità alle volte sono le cause principali di questi incidenti. Per moderare la velocità nelle vie urbane sono in arrivo una decina di postazioni fisse di controllo velocità nei punti critici di Vittorio Veneto. L'elemento di novità è quello di collocare in città, nei punti più critici, specialmente per gli eccessi di velocità, per esempio, faccio un esempio, la strada della Vallata che entra nella parte nord di Vittorio, anche quella ha accumulato ormai 3 morti. Abbiamo già deliberato di acquistare una decina di punti di controllo della velocità. Questo indurrà una velocità media inferiore e quindi chiaramente un rischio inferiore alla fine.